Cristo, tuo Figlio nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della resurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che ha di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. La settimana santa ha inizio proprio con la liturgia della Domenica delle Palme. E nel messale c'è scritto Domenica delle Palme e Passione di Gesù. Vedete, la prima parte della celebrazione l'abbiamo vissuta come? Lo abbiamo anticipato prima della benedizione, in maniera solenne, bella, festosa, perché ci ricorda il momento in cui Gesù entra trionfalmente a Gerusalemme. E come lo accolgono a Gerusalemme? Come lo accolgono? Con rami di ulivo, palme, con grande gioia, esultanza, tant'è che dicono: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Voi ce l'avete una risposta? No, perché è difficile. Ma quando crescerete, piano piano, comprenderete di certi meccanismi del mondo e dell'umanità strani, perché l'uomo ragiona in maniera strana, si lascia trasportare e convincere facilmente dalle idee degli altri. Sapete bene che i sacerdoti del Tempio, i farisei, per invidia dovevano per forza eliminare Gesù perché era un pericolo. Che cosa faceva di strano Gesù? Faceva qualcosa di male? Perché pure Pilato ha detto: che male ha fatto? Noi sappiamo che ha guarito tante persone, tanti malati, moltiplicava i pani, i pesci, dava da mangiare a tutti, aiutava tutti. E allora qual è il motivo? Perché i sacerdoti sono così invidiosi? Perché lui può e loro no, non possono. Allora devono trovare una scusa più forte. Lui si fa figlio di Dio e dunque bestemmia, è la scusa ideale per condannarlo a morte, perché ha bestemmiato secondo la legge, perciò possiamo condannarlo. E Gesù prima viene accolto, vedete la Domenica delle Palme, e poi subito processato. Un processo che forse è durato tutta una notte, non tanti giorni, pensate. I processi in Italia durano anni. Invece lì forse si è consumato tutto in una notte. Solo che la liturgia ci fa vivere i singoli momenti in più
giornate, come vedete, no? La Domenica delle Palme, poi il Giovedì Santo la cena, poi il Venerdì la Passione, poi l'attesa e il silenzio della Resurrezione il Sabato Santo, la notte, la solenne veglia di Pasqua e poi il giorno di Pasqua, le messe solenni, no? La liturgia ci aiuta a vivere ogni singolo momento della vita di nostro Signore, soprattutto gli ultimi momenti che segnano una cosa importante. Gesù si è consegnato volontariamente e liberamente alla morte per obbedienza a Dio Padre. Perché pure Gesù era triste, vi ricordate? Quando invece poi c'è il momento della prova spariscono tutti gli amici. Voi non siete piccoli, ma ai grandi vi risulta questo? Vi risulta, è vero che vi risulta? Spariscono tutti nel momento del bisogno, anzi addirittura cambiano pure faccia, perché sono le stesse persone che prima ci accolgono, fanno bella faccia e poi guarda caso dopo pugnalate, no? Tradimento, rinnegamento, ci mettiamo tutto quello che è accaduto a Gesù, il rinnegamento di Pietro, il tradimento di Giuda, ci siamo? La storia di Gesù è la storia dell'umanità che si ripete sempre, in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni generazione, si ripete sempre. Perché guarda caso, anche se passa il tempo, ma noi troviamo sempre dei nuovi Giuda, troviamo sempre dei nuovi Pietro che rinnegano, e questo non va bene. Allora a che serve leggere la passione di Gesù? Cosa ci insegna Gesù oggi? Cosa ci insegna? E poi concludiamo, perché è importante per noi cristiani, siamo venuti numerosi, che noi con coraggio dobbiamo portare la croce e non dobbiamo avere mai paura neanche di rimanere soli, perché Gesù è salito al Calvario da solo, ha trovato solo un Cireneo, ma fu costretto dai soldati, non è che lui spontaneamente andò lì, fu costretto a portare la croce, ma Gesù continuò a salire verso il Calvario carico della croce e ci insegna a portare la croce, la nostra croce, ogni giorno, perché abbiamo un compito da portare avanti, tutti, come sacerdoti, come consacrati, come famiglie, come genitori, come sposi, come volontari, tutti abbiamo un compito, anche le istituzioni qui presenti, tutti abbiamo una responsabilità e un compito da portare avanti, ma c'è il rischio che alcuni se ne lavano le mani come a Ponzio, il quale ha scaricato un barile sugli altri. Prima ha tentato di scaricarsi e di lavarsi le mani consegnandola a Erode. Quando Erode non ha fatto niente, allora dice: mi lavo le mani, fate quello che volete. Non ha avuto coraggio, si è scaricato della sua responsabilità. Oggi non è possibile. Tutti abbiamo delle responsabilità, anche le guerre che ci sono causate da irresponsabilità di chi ci governa. Anche tutti i delitti saremo veri cristiani se faremo quello che il Signore Gesù ci chiede ogni giorno. Sia lodato Gesù Cristo. Padre, ascolta la nostra supplica. Per la Chiesa, che con viva fede celebra la passione e morte di Cristo, noi ti preghiamo. Padre, ascolta la nostra supplica. Fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riserva dalle tue mani questo sacrificio, a tua gloria e al suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa.
cena, allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questa in memoria di me. Mistero della fede. Possiamo giungere alla meta della nostra speranza, per Cristo nostro Signore. Ricordo che gli avvisi di questa settimana santa sono già stati pubblicati, trovate tutti gli appuntamenti e gli orari. Ringrazio gli apostoli che ci hanno aiutato a vivere questo momento, i nostri chierichetti, tutti i collaboratori. Ringrazio ancora le autorità presenti, il signor Sindaco, il Maresciallo, i Carabinieri, i nostri vigili urbani, la protezione civile. Un grazie a tutti, ma un grazie, lo sapete chi se lo merita speciale? Provate a indovinare. Se lo merita l'Asinello, perché mi ha portato per tutto il percorso. Adesso concludiamo con la benedizione e poi ci vediamo in questi giorni. A tutti un buon pranzo. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate avere parte alla sua resurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.